Buongiorno a tutti, benvenuti a questa ennesima giornata di Festival del giornalismo. Fra poco inizieremo con il panel dedicato al collettivo Recommon e ai combustibili fossili, le energie, le rinnovabili, tutti i temi che affronteremo nel corso della mattinata. Abbiamo però prima un momento insieme alla LAV. Abbiamo Donatella Ceccon che ci ha raggiunto, qualche minuto per spiegare la vostra attività. Allora, intanto buongiorno a tutti. Per prima cosa vorrei ringraziare l'organizzazione a nome mio e della responsabile della nostra sede, Lorenza Zanaboni, per averci fatto partecipare a questo bellissimo evento. Descrivo in pochi minuti la nostra associazione attraverso 3 punti che ritengo importanti: la sua origine, le sue attività e soprattutto il suo spirito. La sua origine, anni 70, 1977, è un decennio importante perché è un decennio nel quale si comincia a delineare una riflessione critica sul rapporto che l'uomo ha con l'ambiente e con la natura. Non a caso, se nel 1977 nasce questa nostra associazione, nello stesso decennio escono 2 libri importanti. Uno è Liberazione animale di Peter Singer, in cui si comincia a parlare di riconoscimento degli animali come esseri senzienti, come soggetti di una vita, non come cose a nostra disposizione. E poi esce il libro di un filosofo tedesco, significativo per quanto riguarda l'ambito delle etiche del Novecento, Hans Jonas, che in un libro, Il principio responsabilità, parla dell'urgenza di individuare, di delineare un'etica per la società tecnologica, per poter avere un futuro, secondo il principio della responsabilità. Queste sono le nostre origini, un'associazione che si occupa prevalentemente all'inizio di sperimentazione con gli animali. Poi la nostra associazione si apre a ventaglio, si occupa di tutti gli animali con tante attività. Tra queste attività vorrei ricordare il rapporto con le istituzioni per ottenere leggi, norme il più possibile favorevoli agli animali. Ricordo che la nostra attività ha avuto un ruolo importante anche nel cambiamento dell'articolo 9 della Costituzione, che finalmente inserisce la parola animali, tutela degli animali, rispetto degli animali. Ovviamente un altro tipo di attività importante, il contrasto a qualsiasi forma di maltrattamento, di crudeltà sugli animali in relazione con le forze dell'ordine. Poi l'attivazione di tante campagne di informazione per far capire alle persone che le nostre scelte, i nostri stili di vita hanno un peso molto forte sul destino, sulla vita di tantissimi animali. E la scuola, che è un fiore all'occhiello per noi, perché la scuola, il nostro intervento nelle scuole, dalla primaria ai licei, è importantissimo, perché noi a scuola chi incontriamo? Le donne e gli uomini di domani. E se noi saremo stati degli adulti significativi, loro potranno essere degli adulti costruttori di un mondo più accogliente per tutti. Il nostro spirito si gioca su alcune questioni che riteniamo importanti. La prima questione è questa: in che modo l'uomo abita il mondo? In che modo l'uomo vive lo spazio e il tempo, che sono le sue coordinate esistenziali? Come occupiamo lo spazio? Come viviamo il tempo? E soprattutto, seconda questione, che rapporto instauriamo con gli altri esseri viventi? Ecco, su queste tematiche si gioca il nodo centrale del nostro spirito, un intreccio molto forte e continuo che noi vogliamo mettere in evidenza tra la nostra e la loro vita. Un intreccio che tra l'altro è molto presente anche nel dibattito della filosofia contemporanea. Cambiare il nostro rapporto con gli animali significa riorientarci culturalmente, cioè cambiare il nostro modo di stare nel mondo, cominciare a vedere noi stessi, prima di tutto, come dei terrestri che abitano una casa comune. Il nostro porto dunque è questo. Uso questa espressione porto perché richiamo una frase di Seneca tratta dalle lettere a Lucilio, dove Seneca dice una cosa semplicissima e giustissima. Per chi è ignorante, per chi non sa qual è il porto verso cui va, non si leva il vento. Il nostro porto è un porto molto preciso. Un mondo dove ogni essere vivente, ci siamo dentro anche noi ovviamente, possa vivere la sua vita in libertà e con dignità. Insomma, un mondo, ecco, ci tengo a dire, più accogliente per tutti. Siamo tutti terrestri. Grazie per l'attenzione.
Grazie, grazie. Tenga ancora il microfono, solo per dire che abbiamo un banchetto di informazioni, ecco, un se volete fermarvi alla fine certo. della mattinata. Ecco, lì potete trovare anche del materiale che riguarda appunto le nostre campagne formative e anche i nostri progetti per la scuola, dall'infanzia. Quest'anno abbiamo anche attivato un progetto per i piccolissimi, all'infanzia fino ai licei, quindi progetti ovviamente pensati in modo diverso, però tutti fondati sull'idea del rispetto dell'animale come essere senziente, come soggetto di una vita unica, irripetibile e quindi preziosa. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie, grazie Donatella Cecon della LAV. E siamo arrivati quindi al momento di iniziare questa mattinata, il futuro del pianeta dai combustibili fossili a un modo nuovo di creare energie senza scorciatoie. Invito qui sul palco Filippo Taglieri, ricercatore e campaigner di Recommon, Elena Gerbizza, ricercatrice e campaigner di Recommon, e il giornalista Giulio Todescan, direttore di Vez News, che poi alla fine della mattinata presenteremo, che modererà l'incontro. Prego, venite pure sul palco e buon lavoro a tutti voi. No, mi metto di qua, direi, va benissimo. Grazie, grazie Ernesto, grazie al Festival del Giornalismo per questo invito, molto, molto gradito, e grazie al pubblico che di domenica mattina comunque non ha esitato ad essere qui presente, e grazie ai due ospiti, quindi Elena Gerebizza e Filippo Taglieri. Siete ricercatori e campaigner di Recommon. Vi chiederei come prima cosa di magari raccontarci brevemente che cos'è Recommon, magari una realtà non conosciutissima, anche se poi ne parleremo, insomma, sempre più attiva, e un po' qual è anche il vostro ruolo, cioè che cosa fate nella vita, o almeno con Recommon, ecco. Allora, grazie intanto per l'invito e grazie a voi che siete qui stamattina. Recommon è un'associazione che fa inchieste e campagne e denunciamo gli abusi di potere e il saccheggio dei territori e cerchiamo di aprire degli spazi di cambiamento e di trasformazione nella società. Quindi concretamente abbiamo diverse campagne che guardano appunto principalmente al tema dell'energia e hanno come target sia le più grandi società energetiche italiane, quindi Eni e Snam, e sia le più grandi banche, Intesa San Paolo, Unicredit, e come gruppo assicurativo abbiamo Generali, e la SACE, esatto, è l'Agenzia di Credito all'Esportazione italiana, che è praticamente un'istituzione pubblica finanziaria che copre il rischio e la garanzia delle operazioni delle aziende italiane all'estero e anche in Italia. E quindi è un lavoro molto complesso che cerchiamo di fare sempre collegandoci e collaborando con chi sta sui territori e chi per primo denuncia appunto questi abusi che poi noi andiamo a investigare. Beh, anche tu Filippo... Che faccio? Io faccio le stesse cose sue. Ok. Però No, siete sì. spesso anche all'estero, insomma, no? Cioè avete un'attività internazionale, ecco, no? L'idea è quella lì di costruire delle campagne di pressione, e quindi utilizziamo diverse leve per farlo, sia andare a costruire relazioni con le comunità locali impattate, sia in Italia che all'estero, costruire coalizioni a livello europeo, a livello globale, e poi sì, abbiamo tutta la parte di ricerca e campaigning sull'Italia e di informazione o controinformazione, come si dice. Ecco, quindi abbiamo già capito, insomma, avete un'impostazione che è, come dire, perfettamente tagliata su misura per quello che è il problema poi del clima, no? Della crisi climatica, e
cui si collega appunto il tema energetico, che è un tema ovviamente globale, che non conosce confini e quindi lavorate a come dire, a quel livello, no? Cosa che è appunto assolutamente importante e vorrei fare un breve passaggio prima poi di entrare nel cuore dell'incontro che riguarderà proprio il tema dell'energia, in particolare dell'idrogeno. Vorrei fare un passaggio un po' sulla notizia che negli ultime settimane insomma, ha portato anche Recommon un po' sui giornali o comunque all'attenzione pubblica, che è la causa, la cosiddetta giusta causa, cioè una causa che credo insieme a Greenpeace state promuovendo contro una causa quindi civile, insomma legale, rivolta contro l'ENI, e che è un modello di, come dire, di intervento nuovo per l'Italia, credo, anche se credo che nel mondo questo tipo di cause sono poi sempre più diffuse come modello anche di attivismo ambientale. Ecco, quindi se volete magari brevemente, Filippo, se vuoi raccontarci di cosa si tratta. Sì, noi già da anni, sia a livello nazionale che a livello internazionale, cioè partecipiamo al collaudo, alla sperimentazione di queste strategie legali, come le chiamiamo, quindi la giusta causa è una parte di una strategia più ampia, cioè proviamo a capire quali possano essere le modalità anche attraverso le cause civili o penali per far fermare l'utilizzo, cioè queste aziende che spingono continuamente l'utilizzo delle fossili e che non lasciano spazio a una giusta transizione energetica. Quindi in quest'alveo nasce la giusta causa e nasce da una collaborazione con Greenpeace, è una causa civile, come già sono state intentate contro Shell e contro Total in altri paesi. Noi ovviamente ci siamo riferiti a Eni perché è la società nazionale dell'oil and gas, in prima battuta all'Eni e in seconda battuta CDPMF, Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia, che ne detengono, cioè che dovrebbero supervisionare, diciamo, il loro operato e il loro Che approccio non ne hanno il strategico. controllo, diciamo, a Sì. livello azionario. Formalmente, ma anche a livello politico dovrebbero controllare, diciamo, questi piani di decarbonizzazione. L'abbiamo fatto noi, Greenpeace, e dei cittadini e delle cittadine di zone che sono a grosso rischio a causa dei cambiamenti climatici. L'idea è che si ottenga dal processo una nuova valutazione del piano di decarbonizzazione dell'ENI e si condanni un po' l'approssimazione e un po' la poca velleità, diciamo, di questi piani di decarbonizzazione e si prenda, diciamo, cioè delle decisioni per cambiare veramente verso una giusta transizione energetica. Il tutto si basa su uno studio che abbiamo fatto insieme a dei collaboratori che si chiama Eni Sapeva, nel quale esce Diciamo a chiare la lettere. tesi centrale. Esce a chiare lettere che già dagli anni 70-80 Eni era a conoscenza degli impatti dei cambiamenti climatici, ma non per questo ha cambiato le proprie politiche. E all'interno di questo studio si dimostra anche quanto l'impatto di CO2 annuale dell'ENI a livello globale sia superiore alla produzione di CO2 del paese Italia. E questa è una delle tesi, ovviamente, principi di tutto l'impianto. Chiarissimo, quindi insomma poi ovviamente è una causa appena iniziata, avrà uno sviluppo e lo seguiremo e sentiremo anche, tra l'altro c'è stata recentemente la nomina da parte di Eni degli esperti, credo che quindi insomma è un tema da seguire, non so se vuoi commentare. Sì, è un tema da seguire perché i due esperti principali
e sono due scienziati che più volte si sono distinti per essere per mettere in discussione la veridicità dei cambiamenti climatici, quindi anche questo non è un buon indizio rispetto al prosieguo. Ok, quindi questa era un po' una parentesi sull'attualità e facciamo invece un piccolo passo indietro di qualche anno per parlare di qual è la politica energetica dell'Italia. Veniamo, diciamo, da 5 anni in cui nel 2019 c'è stato il varo del Green Deal dell'Unione Europea, quindi con una serie di obiettivi molto anche ambiziosi a livello mondiale, insomma, rispetto all'abbandono dei combustibili fossili e alla spinta verso le energie rinnovabili. Poi c'è stata il Covid e poi c'è stata soprattutto la guerra in Ucraina, l'invasione da parte della Russia, e lì qualcosa è anche cambiato, no? Nel senso che c'è stato un forte ritorno di una sorta di realpolitik, vogliamo dirla così, energetica, per dirla in maniera molto sintetica, non abbiamo più il gas russo e quindi cosa facciamo? Ecco, vi chiederei un po' di delineare qual è l'attuale politica italiana in ambito energetico, alla luce appunto sia degli obiettivi europei, ma anche di questo nuovo. Tra l'altro gli obiettivi europei che siamo sotto elezioni, quindi sono già pesantemente sotto attacco, insomma abbiamo visto anche le proteste cosiddette dei trattori che hanno già fatto diversi passi indietro, fatto fare diversi passi indietro su altre questioni, per esempio i pesticidi, però tornando sull'energia, ecco cosa sta facendo l'Italia, su cosa sta puntando. Allora, è un tema che mi piace molto, starei qui con voi a parlarne 3 giorni, ma per esigenze di più di un'ora, sintesi, no, io partirei dalle 2 notizie, cioè l'Italia non è un paese ambizioso, non è e lo ha dimostrato già prima del Covid con il primo piano nazionale energia e clima, che è stato scritto nel 2019 e pubblicato. Il PNIEC, Perché poi sì. ci sono anche questi acronimi spesso un po' oscuri. Per disorientare, sì, il PNIEC, che è stato ripresentato anche nel 2023. In entrambi i casi, anche se non in versione definitiva, in entrambi i casi c'è stato il richiamo europeo per la poca ambizione che aveva il nostro paese. Ci sono delle percentuali che comunque puntano all'aumento del gas fino al 2030, alla diminuzione leggera del gas fino al 2040 e poi nel 2041 la scomparsa del gas all'improvviso e la sostituzione di una parte di questo gas con il biogas. Quindi diciamo che forse c'è proprio un problema di costruzione di una strategia energetica, perché si ha molta fiducia sulle società energetiche controllate che l'Italia controlla, come Snam, Eni, Enel, per alcuni casi, soprattutto per gli stoccaggi a terra, anche Edison. Si ha molta fiducia in loro, ma loro alla fine della giornata sono delle aziende quotate in borsa, delle aziende private che hanno delle loro pianificazioni strategiche e che dipendono fondamentalmente sempre di più dalle fossili, e quindi per loro è una questione esistenziale, e questo conflitto condiziona ovviamente la politica energetica del nostro paese. Poi l'altra notizia, forse partiamo da questa e poi vediamo come approfondirle, è che noi più o meno a marzo del 2022, quindi dopo un mese, alla fine di marzo, dopo un mese all'invasione russa dell'Ucraina, eravamo nel panico più totale, dovevamo fare un inverno al freddo senza le docce e tornare all'età della pietra. Questa cosa non è... Che condiziona, mi ricordo Draghi disse vogliamo l'estate senza condizionatori. Sì. C'era anche il tema dell'estate, non solo dell'inverno. Sì, c'è stato un dramma su più livelli.
E questa strategia ha portato da un certo punto di vista a far avallare qualsiasi scelta dall'opinione pubblica, perché era una questione di sopravvivenza. E noi abbiamo iniziato tutto un tour di tutti i dittatori che non fossero Putin per trovare nuovo gas, e l'abbiamo ottenuto in tempi record. Non si è parlato adeguatamente del fatto che l'Italia ha già un'infrastruttura di sicurezza energetica, che sono gli stoccaggi su terra, che sono i vecchi pozzi esausti che già abbiamo nel nord Italia, e degli impianti che erano sottoutilizzati che già avevamo. Tutto è stato sottostimato, adesso ci troviamo, dopo una crisi drammatica, ad avere un potenziale di gas da utilizzare che è quasi il doppio di quello che ci serve, e stiamo pianificando altre infrastrutture, e questa cosa è molto grave, perché i soldi con i quali si pagano le infrastrutture sono soldi che noi abbiamo nella bolletta, nella parte infrastruttura e servizio di distribuzione. Quindi se non si riesce a riorganizzare una consapevolezza su quella che è l'energia, chi pagherà queste strategie scellerate saremo sempre noi, e il consumo di gas diminuirà ancora di più perché le bollette sono completamente inaccessibili, e noi resteremo con delle cattedrali nel deserto in più parti del nostro paese, come purtroppo questo governo sta pianificando. Quindi sostanzialmente, insomma, si è puntato moltissimo sul gas tramite, a parte anche la riapertura di pozzi, anche qui per esempio in Veneto, nell'Adriatico, di piccolo cabotaggio, insomma di piccole capacità, e poi però soprattutto tramite gasdotti, ma Sì. credo i gasdotti più in un'ottica di medio periodo. Invece nell'immediato c'è stato Se poi proviamo a fare una mappatura un po' di come è cambiato. Ecco, esatto. Cioè, perché si è parlato dei rigassificatori moltissimo, Piombino, tra l'altro Ci sono varie cose. Innanzitutto uno dei cavalli di battaglia di questo governo era, in campagna elettorale, era il fatto che noi saremmo stati, avevamo il nostro gas, e gli altri ci volevano far diventare schiavi di altri paesi, mentre noi con il nostro gas potevamo andare avanti tranquillamente, e quindi hanno rilanciato le trivellazioni. Questa roba dal punto di vista quantitativo è completamente infondata, perché il gas residuo che c'è in Italia non può soddisfare il nostro fabbisogno, e in più è molto pericoloso. Cioè, il caso delle trivellazioni in Alto Adriatico sono proprio oggettivamente, ingegneristicamente molto pericolose dal punto di vista geofisico. C'è tutto il problema della subsidenza, che può creare dei problemi di medio e lungo termine per tutta la costa. La subsidenza è crollo, l'abbassamento del livello del terreno, no? Che poi per esempio è una delle cause dell'affondamento progressivo di Venezia, insomma, insieme ad altre. Ma insomma. Sì, in questo contesto, con i dati alla mano, rilanciare questi progetti è una follia, cioè anche segno di responsabilità. E poi c'è stata tutta la narrazione sull'emergenza, e quindi noi per 4 anni, per sopperire alla sostituzione del gas russo, avevamo bisogno di 2 impianti straordinari, quindi pagati dallo Stato, anche se gestiti da SNAM. Uno a Piombino e uno a Ravenna, con diversa sorte. Nel senso che a Piombino c'è stata una grossa protesta popolare, una grossa mobilitazione, un ricorso al TAR del comune nei confronti del governo per questa decisione. È stato fatto un rigassificatore in fretta e furia, ristrutturando una nave, adattandola, un gasdotto di 8 km senza valutazione di impatto ambientale, che è un unicum nella storia del nostro paese. E si è fatto perché c'era una fretta matta, eravamo rovinati, eravamo tutti distrutti.
questo rigassificatore nell'ultimo anno è stato utilizzato al 44%, nella prima parte dell'anno è stato utilizzato al 22%. Quello di Ravenna entrerà in funzione l'anno prossimo, quando noi, rispetto alla sicurezza, ai problemi di cambiare il nostro fornitore che era la Russia, avevamo un'emergenza nel 2022 e quell'emergenza è stata superata con successo e tra altre cose il popolo, diciamo, i cittadini italiani sono dimostrati anche molto maturi perché c'è stata una riduzione dei consumi, più che altro dovuta all'aumento dei costi delle bollette, però quella diminuzione c'è stata e noi rispetto alle stime consumiamo 7 miliardi di metri cubi in meno all'anno. Su un totale di stimato? Il totale, noi dovevamo consumarne 70 e secondo le stime ne abbiamo consumate 63,5 più o meno. E tra l'altro rispetto alla questione rigassificato, scusami, stavi No, completando il quadro, la mappa. sì, rispetto a queste due opere noi già avevamo visto che Snam aveva chiesto autorizzazione per 25 anni invece che per i 3 dell'emergenza, quindi già avevamo capito che c'era idea di farli diventare 2 impianti stabili senza che ce ne sia una necessità. In più, per la protesta popolare, l'impianto di Piombino starà a Piombino solo 3 anni e poi lo dovevano spostare, quindi anche lì di nuovo procedura d'urgenza, un commissario e noi grazie al PNRR abbiamo una procedura di valutazione semplificata adesso per le opere energetiche e quindi le osservazioni delle comunità locali e delle associazioni hanno 1 mese invece dei 2 mesi consentiti in precedenza, quindi sono progetti completamente lunghi, complessi per dei cittadini che in 1 mese devono diventare ingegneri per provare a difendere, diciamo, più o meno la loro salute e quella del luogo in cui vivono. Questo si è deciso, dato che in Liguria avevano tanta voglia, soprattutto il presidente della regione Liguria, di avere un nuovo rigassificatore, si è deciso di portarlo a Vado Ligure, che non so se lo conoscete, però è una zona, è uno dei territori sacrificati del nostro paese. Ci sono intorno a questo rigassificatore, ci sarebbero, perché ancora il rigassificatore sta a Piombino, più di 15 aziende a rischio incidente rilevante. C'è una vecchia centrale a carbone che ha provocato per anni, ventenni, morti e distruzione. Adesso c'è una centrale a gas, ci sono aziende che costruiscono treni, raffinerie, tutto in un fazzoletto di costa che saranno 3 chilometri di costa. E quindi anche lì procedura semplificata, mobilitazione, però perché nessuno calcola quanto ci costano quei 23 chilometri di gasdotti che faranno, quella centrale di ripressurizzazione del gas, quel rigassificatore, a fronte di quale fabbisogno? Perché il governo o lo Stato che dovrebbe garantire questo servizio ai cittadini invece lo ricarica in bolletta dicendo che serve a tutti i costi. E siccome, per completare il quadro, perché ovviamente ho la tendenza a dilungarmi su questo tema, e siccome questo non bastava, nel decreto energia, l'ultimo dell'anno scorso, sono stati anche promossi per decreto 2 vecchi progetti di rigassificazione su terra, quindi ancora più costosi, a Porto Empedocle e a Gioia Tauro, che erano già stati approvati, ma che le aziende, non vedendone una convenienza economica né di mercato, non avevano costruito. E questo aumenterebbe di altri 20 miliardi la nostra capacità di importare gas. Noi rispetto invece al passato, alla Russia, adesso il nostro gas lo prendiamo da un gasdotto che è il TAP, che è stato costruito e che è la parte finale, il corridoio sud del gas, che ci porta il gas che ufficialmente dovrebbe essere a zero. Cioè dell'Azerbaigian e arriva fino in Puglia. Fino in Puglia. Salento. E poi abbiamo... Ufficialmente perché nessuno è mai riuscito a fare le stime di quanto gas a zero ci sia e di quanto quel gas non venga dalla Russia. Per esempio dalla Russia. Okay. Per esempio.
Nel senso E che cioè, ovviamente c'è l'embargo sì, sì, no, verso ma la Russia, ma è un gioco delle 3 carte, lo capirai. c'è una ipotesi o almeno un sospetto che una parte forse possa Sì. fare il giro largo, E diciamo. questo progetto, tra le altre cose, è in raddoppio, quindi si faranno le modifiche al gasdotto, anche qui spinto dall'Italia e da Snam che è azionista di TAP, per raddoppiare la quantità di gas che può fluire. Quindi in questo momento ne può portare massimo 10 miliardi, lo vorranno modificare a 20 miliardi, nonostante i primi 3 test di mercato siano andati quasi tutti deserti. E poi prendiamo storicamente il gas dall'Algeria. Prima ne prendevamo meno, adesso ne prendiamo molto di più. L'Algeria lo dà a noi e non lo dà più alla Spagna e noi siamo collegati attraverso un gasdotto che è gestito da Eni e Snam, che si chiama Sea Corridor e che è la parte finale di un gasdotto più lungo che parte dall'Algeria, passa per la Tunisia e arriva a Mazara del Vallo. Questi sono via gasdotto. Via gas liquido noi abbiamo 4 impianti di importazione, 3 gestiti da Snam e uno Adriatic LNG gestito da Exxon ancora per poco. E quello a Rovigo, che è quello Adriatic LNG, è il più grosso e quello che viene utilizzato di più. E poi abbiamo un impianto in Liguria e un impianto a Livorno in Toscana. E da lì prendiamo gas liquido dopo l'invasione russa dell'Ucraina, soprattutto dagli Stati Uniti e poi in seconda battuta ancora un po' dalla Russia, dal Qatar e in varie forme dall'Egitto, che poi in realtà in alcuni casi è gas israeliano. E poi in questo momento c'è un po' di Nigeria, un po' ancora il Congo non è arrivato, sta in viaggio, però sì, da altri paesi in maniera un po' minore. Ecco, diciamo che poi, ok, il gas quindi è la principale, era già, ma insomma si conferma questa strategia sostanzialmente di approvvigionamento tramite questa principale fonte energetica. Qual è il problema? Insomma, è che è una fonte fossile che viene che produce sì, il CO2, problema... ecco, insomma, perché sennò sembra che No, il ci problema sia è una che... contrarietà al gas in quanto tale, ecco, il gas... No, è che è un po' più profondo il problema. Siccome il focus anche ambientalista, autocritica, è sempre stato sulla CO2, quindi quanto consuma CO2, allora il gas se lo bruci consuma il 40% in meno di CO2 del carbone e quindi sembra la cosa più figa del mondo, però le lobby del gas non hanno mai detto che il metano è climalterante e nel corso di 10 anni inquina 100 volte più della CO2 e questo è un dato fondamentale perché se noi non analizziamo quel dato e ci focalizziamo sulla CO2 noi non possiamo capire come le stime sull'accelerazione dei cambiamenti climatici siano sbagliate perché hanno guardato una parte del problema e noi in questo momento ci rendiamo conto che le temperature si abbassano a livello globale, non a livello fa caldo, fa freddo oggi, in maniera molto accelerata, si alzano, sì, e in maniera molto accelerata e alcune volte ci sembra di non capire il motivo. E il motivo è perché le stime erano a ribasso, anche quelle che dicevano che c'erano i cambiamenti climatici. In che senso dici che è climalterante, che è una cosa diversa dal dire che emette CO2? Cioè, se lo bruci emette anche CO2, però siccome è un materiale, un gas molto volatile, tende ad andare subito in alto. Il fatto che vada subito in alto, di per sé come metano, senza essere bruciato, altera il clima, ha le caratteristiche per alterare sì, appunto il clima. Ok, no, perché a volte si danno per scontate delle cose o magari certi passaggi sono, giustamente vanno spiegati. E quindi passerei, se siete d'accordo, poi all'altra parte, quindi abbiamo parlato della strategia italiana, del gas, le rinnovabili le teniamo da parte per il momento perché insomma non è, sarebbero
secondo un po' anche l'Unione Europea la soluzione, e insomma, però questa soluzione viene un po' forse rimandata e non ci si crede poi così tanto. E ci concentriamo invece adesso su un'altra fonte che è l'idrogeno, un'altra fonte energetica nuova, diciamo, non nuova, ma di cui si sente sempre di più parlare negli ultimi anni come possibile anche alternativa, anche verde, per la produzione di energia, e che però è nuova nel senso che effettivamente se ne produce pochissimo a livello mondiale, diciamo, a livello globale di idrogeno, fra virgolette, verde. Quindi chiederei ad Elena di spiegarci che cosa si intende, insomma, qual è un po' la filiera, come funziona questo ipotetico modello energetico basato sull'idrogeno, su cui fra l'altro anche nel PNRR ci sono importanti finanziamenti, quindi è un tema anche proprio di spesa pubblica che rientra in questa strategia, ecco, italiana energetica. Quindi Elena, prova ad introdurci, poi magari intervengo con dei punti. Allora, diciamo che a livello proprio di politiche pubbliche, già dal Green Deal e poi ancora di più dal Next Generation EU, che sarebbe questo pacchetto di politiche per la ripresa dopo la crisi collegata alla pandemia, e che in Italia appunto è diventato il PNRR, prevedono che l'idrogeno faccia parte delle soluzioni che serviranno a decarbonizzare l'Europa. Quindi anche qui, diciamo, lo sguardo è sempre sulle molecole di CO2, si tende a non guardare a quello che è l'impatto più grande di queste scelte. E quindi già dal Green Deal europeo si iniziava a parlare di idrogeno, se ne parlava in maniera all'inizio molto, molto larga, cioè non si faceva una grande differenza tra le varie tipologie di idrogeno, cioè dei vari modi che esistono oggi per produrre idrogeno. E quindi c'è stato un momento in cui ci siamo resi conto, noi abbiamo fatto proprio un'inchiesta su questo aspetto qua, che ha esposto quanto le società proprio del settore dell'oil and gas stavano influenzando quel momento specifico e quel tipo di definizione di strategia. Per cui questa cosa è uscita fuori, per fortuna c'è stata una grande attenzione, per cui ad esempio quando il piano Next Generation EU ha deciso che una quota importante dei soldi andavano proprio alla produzione di idrogeno, sono riusciti a restringere l'ambito e a dire solo idrogeno verde. Quindi ad esempio in Italia, dove la stessa Leni principalmente stava cercando di fare in modo che i soldi del PNRR fossero destinati anche ad esempio a sviluppare il progetto di CCS di Ravenna, collegato proprio alla produzione di idrogeno blu, quindi idrogeno da combustibili fossili con la cattura della CO2, e questa cosa non si è potuta finanziare col PNRR perché c'era questa restrizione che guardava solamente alla produzione di idrogeno verde, e questo è stato un bene. È stato un bene perché ha permesso anche, soprattutto al mondo della ricerca, di guardare meglio dentro tutte queste proposte, e quindi ad esempio oggi i dati ultimi dell'Agenzia Internazionale dell'Energia dicono che su scala globale la quasi totalità dell'idrogeno che viene prodotto da combustibili fossili. Quindi è un idrogeno che rientra nella filiera del gas e del petrolio, e la cattura della CO2 è ancora una chimera, quindi diciamo la CO2 si cattura, è vero, ma la parte difficile è quella dello stoccaggio, e di uno stoccaggio che deve durare per sempre, quindi con un orizzonte lunghissimo. E quindi i progetti che ci sono quasi tutti progetti pilota, per cui realisticamente si parla di idrogeno che viene prodotto da quella filiera e in maniera impattante, quindi senza questa quota di cattura.
e parliamo complessivamente di 95 milioni di tonnellate nel 2022. Nel mondo. Di questo idrogeno solamente 87.000 tonnellate, quindi una quota veramente piccola. 87.000 su 90 milioni. Su 95 milioni viene prodotta tramite elettrolisi. Che vuol dire? Vuol dire che si parte direttamente dalle molecole di acqua per separare appunto l'idrogeno da queste molecole con un processo industriale che però viene considerato verde se l'energia viene prodotta con rinnovabili, da fonti rinnovabili. Ora, questa quota di 87.000 tonnellate in realtà guarda all'idrogeno prodotto da elettrolisi, ma non tutto viene prodotto utilizzando energia da fonti rinnovabili. La maggior parte è energia elettrica che viene però dal nucleare. Per cui se vogliamo, diciamo, estrapolare la quota di idrogeno verde, parliamo di quantità ancora più basse. Posso fare un piccolo passo indietro per chiederti magari di approfondire un secondo queste diverse tipologie di colore, no? Sì. Nel senso che, allora, di base l'idrogeno viene... Il vantaggio dell'idrogeno sarebbe quello di avere di stoccare sostanzialmente un'energia, no? Nel senso di... Cioè, una delle critiche che si fa alle fonti rinnovabili, solare o eolico, è quello che c'è una discontinuità, no? Il solare funziona solo di giorno, banalmente, l'eolico funziona solo quando c'è il vento. E attraverso l'idrogeno questa energia prodotta dalle rinnovabili verrebbe usata per separare queste molecole di acqua e per creare produrre idrogeno che poi possa essere diventare un combustibile stoccato, ecco, insomma, da mettere dentro all'autobus banalmente o in un'industria, ecco. Però non esiste, appunto, ci sono diverse tipologie di, come già tu hai accennato, di idrogeno, cioè di come viene fatta questa procedura di Sì, diciamo chimica, che ecco. il tema è un tema abbastanza complesso. Io sono partita proprio dalla fotografia reale di oggi. Quindi tra il reale e gli obiettivi c'è di mezzo tantissimo, ecco, mettiamola così. Quindi abbiamo diversi tipi di idrogeno, può essere prodotto appunto o utilizzando l'elettrolisi, quindi questo processo industriale che serve a separare le molecole di idrogeno partendo dalle molecole di acqua, e per questo tutti dicono è facile, pulito, si fa con l'acqua e sembra che sia banale, diciamo, produrlo. In realtà per produrlo serve energia, questa energia elettrica può essere prodotta in vari modi. Ad oggi la maggior parte appunto non viene prodotta da rinnovabili. L'orizzonte verso cui guarda anche la Commissione europea è proprio quella di produrre questo idrogeno tramite elettrolisi e utilizzando fonti rinnovabili. L'ideale, lo scenario ideale ancora una volta sarebbe poi che questo idrogeno venisse utilizzato, quindi prodotto e utilizzato in loco senza bisogno di trasportarlo, perché questo è l'altro elemento, cioè il trasporto su lunga distanza è estremamente inefficiente, serve un sacco di energia, 3 volte l'energia che serve a spostare il gas, quindi noi oggi abbiamo in Italia quasi più di 900 megawatt di potenza installata che serve unicamente a muovere il gas da sud a nord e da nord a sud, ok? Quindi è solo funzionale alla gestione della rete. Se noi pensassimo di trasportare idrogeno su lunga distanza, cosa che l'Unione Europea e l'Italia stanno pensando, ci servirebbero 3 volte l'energia per muovere questo idrogeno lungo la rete dei gasdotti. Ora, se queste centrali che oggi funzionano a gas, quindi abbiamo 960 mi sembra megawatt di potenza installata a gas per muovere il gas da sud a nord, se noi volessimo elettrificare queste centrali per evitare l'utilizzo di fossili, andando, diciamo, guardando verso un orizzonte in cui, come diceva prima Pippo, dopo il 2040 non si dovrebbe utilizzare più il gas fossile, nel 2050 sicuramente no,
e dovremmo utilizzare praticamente 20 gigawatt di potenza da rinnovabili solo per muovere questo gas, che sarebbe il totale della potenza rinnovabile installata oggi in Italia. Quindi questa cosa è realistica o no? Secondo noi no, non è realistica. Quindi realisticamente continueremo a usare fossili per muovere sto gas avanti e indietro, oppure utilizzeremo semplicemente energia elettrica prodotta da fossili, perché se le centrali... Quindi lo scenario non è diciamo roseo. C'è un altro problema, cioè che l'Italia comunque dice no, ma noi vogliamo incentivare la produzione di idrogeno in loco. Infatti prima si parlava di PNRR, nel PNRR ci sono 3,64 miliardi dedicati unicamente al settore dell'idrogeno. Di questi meno di 1 miliardo è dedicato allo sviluppo di hydrogen valley, cioè di luoghi sui territori vicini ad esempio a industrie che vanno decarbonizzate, dove si vuole produrre idrogeno per da un lato decarbonizzare l'industria, ma dall'altro, secondo le linee guida appunto del PNRR, anche ad esempio per i trasporti locali, cosa che di nuovo è assolutamente inefficiente. E questo non lo diciamo noi, ma lo dicono appunto esponenti del mondo della ricerca. C'è un gruppo di scienziati guidato da un professore dell'Università di Cambridge, David Chabon, che lo ha detto e lo ha ridetto, e ci sono studi che ne parlano, cioè utilizzare l'idrogeno per i trasporti pubblici è una follia, serve un sacco di energia, costa tantissimo e non è assolutamente la direzione. Quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo che ci sono delle cose che vengono dette a livello di politica e poi ci sono degli investimenti che vengono incentivati, che vanno a volte in direzioni completamente diverse. Quindi si dice che l'idrogeno dovrebbe essere verde, in pratica quando si vanno a guardare i numeri ci si rende conto che questa cosa non è fattibile, non è fattibile per ragioni di spazio, non è fattibile perché in Italia non avremmo la possibilità di installare rinnovabili dedicate unicamente alla produzione dell'idrogeno per le quantità di idrogeno che si vogliono produrre. E quindi la strada verso cui si sta andando è che appunto, come ha detto l'Unione Europea, si vuole arrivare a produrre nel 2030 10 milioni di tonnellate di idrogeno all'interno dell'Europa, e altre 10 milioni di tonnellate le dovremmo importare da altri paesi, e questo idrogeno dovrebbe essere verde. Quindi nel 2030, che non è lontanissimo, mancano 6 anni, si vorrebbero produrre questi 20 milioni di tonnellate di idrogeno completamente verde, quando oggi su scala globale se ne producono 87.000. Guardiamo al PNRR, ultimo dato, e quindi ho detto prima meno di 1 miliardo dedicato alla creazione di Hydrogen Valley per produrre questo idrogeno in Italia. Il totale dell'idrogeno che si dovrebbe produrre con questa Hydrogen Valley sono 7.000 tonnellate, quando l'obiettivo italiano è 700.000 tonnellate al 2030. Mancano sempre 6 anni per questo 2030. Quindi, no, è un mercato che di fatto non esiste ancora, ecco, quindi c'è questo grande sforzo per aiutare anche con fondi pubblici poi a crearlo, però ci sono una serie di incognite, insomma, che hai ben spiegato. Ti vorrei chiedere se ci potresti raccontare il caso di Modena. Il caso di Modena che è un po' il principale progetto inserito nel PNRR. È uno dei casi, è il caso in cui noi abbiamo guardato, diciamo, proprio con questa attenzione al dettaglio. Lo abbiamo fatto perché il proponente è Snam, assieme ad ERA, che è la multi-utility che appunto opera in Emilia-Romagna, e lo abbiamo fatto perché questo progetto è uno dei progetti finanziati con una linea del PNRR dedicata appunto alla produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.
quindi anche interessante come indicazione. E questo progetto ha vinto da solo tutti i soldi destinati alla Regione Emilia-Romagna. Quindi la Regione Emilia-Romagna ha fatto un progetto solo di Hydrogen Valley, quella di Modena, che ha preso tutti i soldi orientati a quella regione, che sono 19,5 milioni di euro. Quindi siamo andati a vedere meglio questo progetto e abbiamo visto che, ad esempio, il progetto dice di essere orientato come utilizzo sia a decarbonizzare il distretto industriale del modenese, ma anche al trasporto pubblico. Quindi, guardando meglio, abbiamo visto che la città di Bologna, che è poco distante da Modena, ha ricevuto altri soldi del PNRR per comprare 127 autobus a idrogeno, senza avere un impianto di produzione. Quindi abbiamo lavorato con dei ricercatori dell'Università di Bologna proprio per capire se potesse avere un senso che si produce l'idrogeno a Modena, si utilizza per gli autobus di Bologna. Cioè, di fatto l'impianto di Modena sarebbe costituito da una serie di pannelli, da un parco solare. C'è un parco solare da 6 megawatt che, secondo la descrizione del progetto, dovrebbe servire a produrre 400 tonnellate di idrogeno all'anno. Allora, abbiamo fatto i calcoli e abbiamo visto che per produrre 400 tonnellate di idrogeno all'anno servono 21 megawatt di potenza installata. Con il problema che, se si parla di rinnovabili, appunto, se è produzione in questo caso è solare, quindi c'è anche il problema del garantire una produzione continua sulle 24 ore, quindi di stoccare poi quell'energia che viene prodotta di giorno e si deve utilizzare anche di notte. Quindi 6 megawatt il progetto, ne servono 21. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che 2/3 dell'energia elettrica che verrà utilizzata per il processo di elettrolisi verrà dalla rete, non verrà da quell'impianto. Quell'impianto è la facciata. Nella rete elettrica gira in questo momento circa un po' meno del 40% di energia da rinnovabili, tutto il resto principalmente da gas e da carbone. Quindi è energia elettrica, è un processo di elettrolisi, ma quell'idrogeno lì non è verde. Quindi questo è il primo punto. Che servirebbe banalmente un'estensione di territorio molto più quindi grande. Quadrupla probabilmente, quindi molto più grande. Sì, con problemi poi a livello di agricoltura e di copertura, insomma, di utilizzo di territorio, di consumo di suolo anche, che fra l'altro è un altro problema. Appunto è una zona industriale dismessa, quindi aveva senso immaginare che un impianto industriale di questo tipo venisse installato lì. Abbiamo visto poi che in realtà non è sufficiente a produrre quindi o si produce meno idrogeno o per produrre quella quantità si usa energia che non viene solo da quei pannelli. E come si trasporterebbe questo idrogeno da Modena a Bologna nella vostra ipotesi di collegare i due progetti? Questo è l'altro problema, e cioè che non esiste adesso una rete che possa permettere di trasportarlo, per cui verrebbe trasportato via camion, o in forma gassosa o in forma liquida. Se viene trasportato in forma liquida servono delle cisterne particolari che si chiamano criogeniche e sono delle cisterne che quindi lo devi liquefare, devi portare l'idrogeno in forma liquida, lo devi mantenere a una temperatura di meno 256 gradi, quindi anche lì quanta energia ti serve a mantenere l'idrogeno a quella temperatura, portarlo dove serve e poi riutilizzarlo. Se invece si trasporta in forma gassosa, ovviamente ne trasporti molto meno per ogni giro, ma i giri di i camion vanno a diesel, chiaramente. Quindi tu usi dei camion a diesel per portare l'idrogeno che poi metti negli autobus che girano a idrogeno. L'altro punto è che non ci sono le stazioni di servizio, cioè oggi in Italia ci sono 2 stazioni di servizio, quindi o anche lì chiedi risorse pubbliche per creare le stazioni di servizio con tutto quello che implicano, oppure non ci sono. Noi abbiamo fatto un calcolo per vedere appunto
se la città di Bologna, ad esempio, avesse acquistato degli autobus elettrici invece di acquistare degli autobus a idrogeno, ecco, se avesse acquistato 127 autobus elettrici, sarebbero bastati 4 megawatt di potenza per alimentarli, non ci sarebbe bisogno né dei camion che lo portano in giro né delle stazioni di servizio. Quell'energia si sarebbe potuta produrre da quell'impianto dedicato, ma anche da una rete che può anche, ad esempio, venire da un sistema di comunità energetiche che stanno sul territorio, quindi diciamo il costo sarebbe stato molto più basso. Gli autobus elettrici costano di meno degli autobus a idrogeno, quindi diciamo che economicamente anche non ha molto senso questo progetto. Avrebbe avuto senso che magari quell'idrogeno fosse stato utilizzato invece per decarbonizzare l'industria locale, però facendo il calcolo abbiamo visto che se producono 400 tonnellate, i 127 autobus in un anno utilizzerebbero circa 460 tonnellate. Quindi o lo usano per i trasporti o lo usano per l'industria. Se lo usano per l'industria, per i trasporti vuol dire che Bologna dovrebbe importare questo idrogeno da chissà dove, con viaggi ancora più lunghi e con un impatto ancora più grande. Quindi, come dire, entrando nel dettaglio, cioè quando uno inizia a guardare ai numeri e ai dati veri, si rende conto che questi progetti purtroppo finiscono con l'essere per progetti di facciata che poi nascondono dietro molto altro. Ad esempio nascondono che se si crea veramente un bisogno, cioè se iniziamo a cercare di creare un bisogno di idrogeno proponendolo per i trasporti locali, in alcuni casi addirittura per il riscaldamento domestico o per altri utilizzi che non siano quelli proprio ultra necessari, cioè tipo decarbonizzare l'industria pesante, allora ci ritroveremo in una situazione in cui servirà per forza utilizzare idrogeno di qualsiasi tipo. Questo idrogeno non sarà verde, viaggerà su lunga distanza e quindi il risultato finale non sarà la decarbonizzazione, ma sarà che noi abbiamo permesso a quelle industrie che oggi sono le industrie fondamentali del settore del gas di continuare a vivere. Cioè avremo permesso a Snam, invece di fare un piano di uscita realistico dalle fossili, invece di riconfigurare il suo business in un futuro fuori dalle fossili, noi avremmo pagato con risorse pubbliche a Snam la possibilità di mantenere il suo modello e mantenere le sue infrastrutture a costo nostro anche in un futuro dove si immagina di sostituire il gas con l'idrogeno, o almeno una quota a parte. Ecco, infatti hai toccato assolutamente la questione secondo me centrale, credo poi magari avremo tra poco modo anche di confrontarci con delle domande con il pubblico, cioè ci troviamo forse di fronte da una parte a una legittima anche tentativo di un settore industriale di riconvertire i propri impianti, le proprie centrali, le proprie competenze, le proprie reti in un nuovo modello che però in qualche modo ricalca quello del gas da cui stiamo venendo, quindi un modello fortemente centralizzato dove ci sono pochi grossi, molto grossi attori che gestiscono reti con dei centri insomma di produzione e di stoccaggio molto costosi, molto insomma, importanti. E qui la questione non è tanto forse chiedere a Snam di non fare la Snam, insomma, forse è una questione di scelta politica, cioè di scegliere se ci interessa proseguire con un nuovo modello che in qualche modo ricalca però anche i difetti, i pregi e i difetti, forse più difetti di quello passato, e invece di non scegliere quello che è un modello più legato appunto alle rinnovabili pure, diciamo, che è un modello sostanzialmente distribuito, in cui appunto avete citato le comunità energetiche rinnovabili, in cui potenzialmente anche i cittadini o le piccole imprese possono diventare non solo consumatori ma prosumer, quindi produttori e consumatori allo stesso tempo, ecco, quindi ovviamente ci sono delle criticità, non è semplicissimo realizzare probabilmente neanche questo modello, chiaramente il tema dello stoccaggio è... Posso dire una cosa ecco. di sinistra?
Cioè, Vai, vai. cioè, nel senso, noi però in questi ultimi 3 anni abbiamo davanti Terna e Snam, che sono le due società che si occupano delle dorsali elettriche e del gas, che investono 9 miliardi su 11 sul vecchio modello energetico. Questi investimenti sono 9 miliardi l'anno. Cioè, se queste aziende A controllo pubblico, appunto. a controllo pubblico, che hanno all'interno della loro struttura societaria delle sottoaziende che si occupano anche di altri settori, non fanno niente ogni anno nei loro piani strategici per modificare il loro mandato, cioè nessuno la può iniziare questa transizione. No, certo, Sì. volevo sottolineare che appunto essendo fra l'altro azienda a controllo pubblico c'è un tema forse di scelta politica, di politica industriale. C'è probabilmente anche un altro tema, no? Che è quello che accennavo un po' all'inizio, e cioè chi le definisce le politiche pubbliche. Perché se noi guardiamo a come è stato definito il PNRR è stato definito con una cabina di regia che si è incontrata numerose volte, e a questa cabina di regia hanno partecipato Eni, Snam, Enel, Terna. Quindi uno dice, io ho sentito, cioè mi è stato detto da persone che appunto sono ricercatori di alto livello sulla questione dell'idrogeno, su cui il mondo della ricerca ha puntato tanto, no, negli anni. Mi è stato detto: chi meglio di Snam, nel momento in cui dobbiamo investire nell'idrogeno, chi meglio di Snam può gestire un impianto di trasporto, di stoccaggio, di distribuzione dell'idrogeno? È vero, ma la scelta a monte, cioè chi ha detto che dobbiamo puntare sull'idrogeno? La risposta è, e l'ha detto Snam. Certo. E quindi se l'ha detto Snam, e siccome l'ha detto nel PNRR sono stati messi dei soldi dedicati a questo, e siccome ha fatto pressioni a livello europeo, la politica europea ha detto che anche l'idrogeno fa parte di quel modello di transizione che stiamo attuando, è automatico che poi dopo cioè lo dicono, influenzano la politica, i soldi vengono destinati a quello perché è stato scelto così, e poi loro sono i migliori attuatori, no? Quindi il problema bisogna sempre guardare a monte, quindi chi ha accesso a questi spazi di decisione formali e informali purtroppo sono sempre le stesse grandi aziende che guadagnano tantissimo del modello esistente, quindi come si diceva prima non hanno nessun tipo di interesse a modificarlo, ma siccome gli viene anche permesso di definire le politiche future, riescono anche a influenzare quelle, quindi siamo veramente in un momento di impasse totale, perché non siamo in grado di definire in maniera, diciamo, autonoma da quella struttura di interessi quello che potrebbe essere il nostro futuro. Sì, tra l'altro quindi si tratta di un problema anche gigantesco di trasparenza e su questo mi approfitto per collegarmi un po' anche al territorio veneto, perché un altro progetto più piccolo rispetto a quello di Modena, di Hydrogen Valley, di cui appunto ha parlato Elena Gerebizza, c'è anche a Venezia, in particolare nell'area di Marghera, con una serie di annunci, insomma, progetti che si stanno susseguendo, insomma, negli ultimi mesi e anni, che in qualche modo prefigurano la nascita nell'area industriale ormai in gran parte dismessa, insomma, di Marghera, la creazione di un polo anche qui di produzione di idrogeno. Anche qui per il trasporto pubblico, eccetera. E oltre ai dubbi, insomma, relativi alla effettiva capacità di realizzare un vero idrogeno verde, per i motivi che abbiamo detto, si pone anche un po' un tema di trasparenza, perché ad esempio proprio l'idrogeno è uno dei focus, direi probabilmente il principale, di un ente che è nato
un paio d'anni fa, di cui probabilmente avrete sentito parlare, che si chiama Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Questa fondazione presieduta dall'ex ministro Renato Brunetta, e nonché presidente del CNEL, credo. Ecco, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale di Sostenibilità che ha sede tra l'altro in Piazza San Marco, nelle procuratie vecchie delle proprietà di Generali, quindi insomma una location non proprio di secondo ordine. È una fondazione non proprio, come dire, trasparente, nel senso che al suo interno ne fanno parte come soci fondatori la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, una serie di fondazioni locali e una serie di attori proprio del mondo oil and gas, tipo come quelli che avete citato voi, quindi ci troviamo appunto in uno di quei luoghi formalmente appunto destinati alla ricerca, alla promozione di attività anche benefiche e di conoscenza, dove in realtà però si trovano anche un po' delle commistioni non proprio trasparenti tra enti pubblici e attori privati molto, molto importanti che promuovono modelli, insomma, ecco, modelli energetici come questo. Per esempio la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità ad oggi non ha pubblicato un bilancio sociale, per dire, sul suo sito, quindi che è uno degli indicatori magari minimi di trasparenza, magari lo farà, vediamo, per adesso non è molto leggibile, ecco. Prima di passare alle domande farei un ultimo breve focus sul tema internazionale, insomma, perché voi siete molto attivi anche appunto a livello internazionale e anche su VEZ, per esempio, sulla piccola testata di cui sono direttore, abbiamo raccontato per esempio un caso delle dighe Inga in Congo, che è un enorme, il più grande progetto insomma di dighe a livello mondiale, proprio in Africa, che si prevederebbe con enormi investimenti di destinare proprio alla produzione di idrogeno per i consumi dell'Unione Europea, quindi ecco, c'è anche un tema proprio di come noi come Europa in questo caso vogliamo proporre questo modello poi ad altri paesi già insomma pesantemente così gravati da un passato anche coloniale, ecco. Quindi se volete anche brevemente con un passaggio magari sottolineare questa problematica. Sì, come dicevo prima, siccome non è materialmente possibile riuscire a produrre in Europa le quantità di idrogeno che si vogliono produrre, REPowerEU, cioè questo pacchetto di politiche che servivano proprio a rispondere alla crisi collegata alla guerra e all'invasione russa dell'Ucraina, ha previsto che bisognasse importare questo idrogeno da fuori. Uno dei luoghi scelti è proprio quello del continente africano, quindi si parla di produrre idrogeno principalmente in Nord Africa, Algeria, Tunisia, i paesi deserti con una quota di territorio desertica o altrimenti semidesertica, dove l'acqua non è esattamente abbondante, però si vuole produrre proprio lì questo idrogeno, oppure addirittura importarlo, come dicevi tu, da paesi come la Repubblica Democratica del Congo, la Namibia, il Sudafrica. Quindi un idrogeno che dovrebbe viaggiare per svariate migliaia di chilometri prima di arrivare in Europa. Oppure si parla di produrre in questi paesi solo l'energia elettrica, che quindi dovrebbe sempre viaggiare su lunga distanza, anche qua con una dispersione enorme, per essere prodotto più vicino all'Europa e poi importato. Ora, c'è una dimensione assolutamente neocoloniale in questa lettura, perché e tra l'altro traspare in maniera proprio evidente leggendo le varie parti dedicate in REPowerEU, cioè c'è una visione per cui l'Europa dice attorno a noi ci sono dei paesi fornitori, che proprio chiama paesi fornitori, di materie prime, di idrogeno, di energia elettrica, eccetera, e per cui la visione europea è noi prendiamo dagli altri quello che ci serve.
e tra l'altro anche esplicitando che lo vogliamo prendere da questi paesi perché costerà di meno. Allora noi sappiamo bene cosa vuol dire costerà di meno. Costerà di meno perché c'è sfruttamento del lavoro, c'è sfruttamento delle risorse, perché non vengono implementate le normative ambientali, per tutta una serie di cose che permettono a questa energia o a questo idrogeno di essere conveniente. E questa cosa qui è un problema enorme. E rispetto al Nord Africa, quindi diciamo all'idrogeno che dovrebbe venire dal continente africano verso l'Europa, la principale infrastruttura di importazione si chiama Corridoio Sud dell'idrogeno, è un'infrastruttura che attraversa interamente la penisola italiana e che dovrebbe proprio collegare il Nord Africa con la Germania, per cui anche qua è molto interessante questo aspetto perché si vede come anche l'Italia ha una funzione di servizio alla fine in questa lettura, perché il punto di arrivo è il centro Europa e la Germania. Quindi noi stessi ci mettiamo in una posizione di servizio rispetto a questa visione complessiva in cui l'Italia stessa è periferia. Ma in Italia questa agenda dell'idrogeno e anche questa infrastruttura che noi per costruire dovremo pagare un minimo di 4 miliardi di euro per adattare la rete esistente che Snam dice essere già facilmente adattabile, diciamo, chiaramente se i soldi vengono dalle casse pubbliche, se qualcuno paga è facile, se non lo paga è un po' più difficile. Comunque diciamo un minimo di 4 miliardi di investimento solo per fare questo adattamento. E poi potenzialmente bisogna anche costruire, dice Snam, almeno un 30% di questa dorsale, che potrebbe essere proprio la tratta in mare, quindi tra la Sicilia e la Tunisia e poi l'Algeria, e quello sarebbe un po' più complesso e non si sa esattamente quanto costerebbe, però già sappiamo una cosa, ad esempio, cioè che grazie sempre a queste pressioni che sono state fatte anche a livello europeo, è stato deciso che siccome l'idrogeno è materia strategica, allora ci sono delle esenzioni particolari alla normativa sulla concorrenza che permette allo Stato italiano di concedere degli aiuti di Stato per costruire queste infrastrutture. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non solo le paghiamo in bolletta, ma le paghiamo anche con la tassazione generale. Vuol dire che tutti, anche chi, come dire, anche se questo idrogeno dovrebbe essere pensato ad esempio solo per l'industria, perché si fa una scelta diciamo un po' affinata e si dice ok, solo l'industria pesante ha bisogno di... Per esempio l'Ilva di Taranto, l'ex per Ilva di esempio Taranto. l'Ilva o per esempio tutte le industrie dell'acciaio che ad esempio si trovano più anche nel nord Italia. Comunque anche se si dovesse fare questa scelta quindi si dice ok, è dedicato solo all'industria, ma in realtà lo paghiamo noi. Certo. Volevi fare un racconto anche dal Cile, una fotografia sul Cile? Sì, no, perché sì, il collegamento c'è perché serve tutto per la Germania in realtà. E non c'è solo la produzione di idrogeno per il consumo elettrico, per lo stoccaggio energetico. In realtà l'idrogeno serve già normalmente anche per la produzione di ammoniaca, metanolo, etanolo. E quindi serve in quella filiera. L'idrogeno serve per decarbonizzare la filiera dei fertilizzanti, che secondo me non dovrebbero neanche esistere, figuriamoci, decarbonizzarli. Per tutti questi progetti l'Europa guarda fuori perché sa che non ha la capacità di produrlo all'interno, sa che gli impatti sono molto alti e i progetti sono molto fantasiosi. A noi è capitato, seguendo questa traccia di questa risposta europea alla Belt and Road Initiative, che vi invito a leggervi nei prossimi giorni, che si chiama Global Gateway, che sarebbe il piano europeo di risposta alla Belt and Road Initiative cinese. E in questo piano
c'è un po' nella parte energetica l'agenda colonialista europea e guardando i paesi obiettivo sulla produzione dell'idrogeno, dovevamo andare in Cile per altri motivi, ci è capitato di guardare questo progetto che è, credo, tipo una specie di roba perversa dell'ultimo stadio dell'estrattivismo. Siamo nel sud del Cile, quindi il cuore, la capitale della regione antartica del Cile, che si chiama Punta Arenas, è una piccola città che ha la piena occupazione di 120.000 persone, dove Enel, Siemens, Porsche e Volkswagen, oltre alla capofila che non conoscerete, si chiama HIF, che è una specie di società esperta in combustibili sintetici, hanno lanciato questo progetto pilota di produzione di idrogeno da rinnovabili, arricchimento di idrogeno con CO2 per fare combustibili sintetici per la Germania, nel sud del Cile. Per la Germania, che poi andrebbero trasportati o telepaticamente o via nave a gasolio. E questo progetto, ho detto vabbè dai, è una cosa, cioè che fastidio va dato una pala eolica nel mezzo del niente. E hanno detto per portare quella pala eolica nel mezzo del niente abbiamo dovuto fermare la viabilità per una settimana, per portare una pala eolica. Il progetto finale ha 1300 pale eoliche, 4 sistemi di elettrolizzazione da 1 gigawatt, quindi sono 4 unità di elettrolizzazione per ogni quarto di progetto e poi siccome non c'è la CO2 perché ci sono forti venti in quella zona, quindi c'è una reazione tale per cui non è possibile raccogliere la CO2 perché è incontaminato, purtroppo per loro. Sembra quasi una vergogna. Dovranno importare la CO2 dalla filiera della carta che sta nel centro del Cile, che sono 5 ore di volo, per portare la CO2 per arricchire quell'idrogeno, per fare quell'ammoniaca o quel metanolo, quell'etanolo liquidi che poi verranno mandati in Germania per portarci avanti le Porsche a idrogeno del futuro. Ecco, quindi grazie anche per questo sguardo un po' distopico su dei progetti forse non esattamente sostenibili. E se ci sono domande da parte del pubblico, c'è Ernesto che gentilmente ecco, ce n'è una dalla prima fila e una... Ok, partiamo da dietro e poi... Buongiorno. Sul tema dell'idrogeno, secondo me ci giochiamo un po' tutti su l'idrogeno, è una bella parola, è attraente anche perché, come dire, utilizzandolo si crea acqua e quindi l'acqua va bene, vapore. Bisogna, secondo me, cercare di approfondire, come dicevate voi. Il problema che ci troviamo di fronte è quello di cambiare il modello di sviluppo sul quale abbiamo costruito il nostro benessere. E il nostro benessere l'abbiamo costruito essenzialmente utilizzando i combustibili fossili. Quindi il problema è cambiare il nostro modo di fare utilizzando altre cose. La tecnologia ce l'abbiamo? Sì, abbiamo l'energia rinnovabile. L'energia rinnovabile va bene, ha dei problemi, la variabilità, l'imprevedibilità e tutte queste cose. L'energia rinnovabile al momento attuale non è risolvibile, non è utilizzabile per sostituire certi processi che ci servono per vivere. L'idrogeno al momento attuale può essere una soluzione per coprire alcuni aspetti di flessibilità dell'energia rinnovabile e per soddisfare le esigenze di alcune attività che dove non sono altrimenti sostituibili i combustibili fossili. Questo è il problema.
ad esempio, l'avete già nominato voi, l'acciaio, ad esempio, se non usa l'idrogeno probabilmente non ha una tecnologia alternativa all'utilizzo del carbone. I fertilizzanti, per quanto possono essere indigesti in questo momento, non c'ha un'energia che utilizza già idrogeno producendolo con i combustibili fossili, non ha un'energia o una tecnologia alternativa per essere prodotti senza l'idrogeno. E l'idrogeno potrebbe essere una soluzione per quello. I trasporti marittimi, ad esempio, oppure gli aerei, in questo momento non hanno tecnologie alternative rinnovabili, se non forse utilizzando l'idrogeno. Quindi in questa ottica, che è l'ottica all'interno del Green Deal, l'idrogeno è una cosa importante, soprattutto l'idrogeno verde. Su questo si è sviluppato e si sta sviluppando tutto un discorso collaterale, abbastanza indecente secondo me, che parte da un'esigenza importante, un interesse economico estremamente importante. Noi in questo momento soddisfiamo il nostro bisogno col gas. Il gas è un fattore importante e per il gas abbiamo costruito un'infrastruttura europea che è terribile. Pensate a tutti i tubi, ma non solo i gasdotti internazionali, pensiamo a tutti i gasdotti che ci sono nelle città, eccetera. Se io abbandono il gas, tutti quei tubi lì li chiudo, e chi ci sta facendo i soldi sulla gestione di questi tubi, no? Cosa fa? È qui che si stanno inserendo i TSO europei, no? Per dire no, ma l'idrogeno lo puoi utilizzare per le automobili, no, l'idrogeno lo puoi utilizzare in casa per cucinare, no, l'idrogeno lo puoi utilizzare per i treni. Tutte situazioni nelle quali invece posso utilizzare l'energia rinnovabile. Tenendo l'idrogeno, tra parentesi, per ottenerlo, come avete accennato voi, io devo partire da energia rinnovabile, con un processo industriale che avrà una resa. Quindi io parto da 100 di energia, ottengo energia idrogeno 80, lo trasporto, scende a 50, lo utilizzo, scende a 30, ed è la stessa operazione che viene fatta con i combustibili fossili. Quindi l'idrogeno è estremamente prezioso, non lo posso bruciare, no, per riscaldare l'appartamento, no? Quando l'appartamento lo posso riscaldare con delle pompe di calore alimentate dai pannelli solari. Allora bisogna capire questo, quindi la regione Veneto, che va a investire della ricerca per utilizzare l'idrogeno nel trasporto pubblico, è uno spreco di soldi, oltre che uno spreco di energia, è uno spreco di risorse che andrebbero invece indirizzate a, come dire, tutta l'industria della carta, della ceramica, l'industria dei metalli, la produzione di cemento. Come lo sostituisco? Come sostituisco i combustibili fossili in tutte quelle cose? Non so cosa ne pensate. Posso commentare? Forse vogliamo... Vabbè. Poi sì. prendiamo altre domande. Magari prendiamo anche l'altra domanda, se vogliamo. Non so se c'erano altre mani alzate, non mi sembra. Sì, c'è un altro signore là. Avete evidenziato una serie di contraddizioni sul piano tecnico ma anche sul piano logico, e quindi la curiosità è un pochino questa. Immagino che voi abbiate dei rapporti con i vostri, diciamo, obiettori. Ci possono essere delle situazioni formali, informali. La curiosità è, diciamo, cosa rispondono a queste, diciamo, vostre obiezioni. Qual è, diciamo, la discussione con la controparte, ammesso che discussione ci sia. Credo che questo sia un elemento, diciamo, interessante, senza arrivare, diciamo, al paradosso del Cile, che insomma è una situazione tragicamente grottesca, però molte cose che avete individuato richiederebbero, diciamo, una spiegazione e una giustificazione.
L'altra questione è: non c'è la percezione anche da parte, diciamo, di chi vuole speculare su queste cose, che tutto sommato il 2030-2040 non è così lontano e quindi rischiano di tagliare, di segare il ramo su cui sono seduti? Non c'è questa percezione anche da un punto di vista proprio strettamente valutativo economico, insomma? C'era un altro signore che aveva alzato la mano e poi credo possiamo far replicare. Scusate, cosa intravedete come possibilità, se vi è, dalle ultime tecnologie nucleari per eventuale produzione di energia elettrica? Grazie. Allora, commento in parte io e poi commentiamo entrambi, insomma. Io mi ritrovo nella riflessione che è stata fatta, non c'è, nel senso, sono più o meno le cose che abbiamo detto. Forse aggiungo un elemento ulteriore, no? Abbiamo detto prima che si parte dall'acqua se si vuole produrre idrogeno da elettrolisi. Quanta acqua? Allora, quanta acqua? Servono 9 litri di acqua ultra pura, trattata, per produrre 1 chilo di idrogeno. Ok? Per ottenere questi 9 litri di acqua ultra pura si parte o da 13 litri di acqua dolce o da 20 litri di acqua del mare che deve essere desalinizzata. Quindi allunghiamo ancora questo processo. Chiaramente per produrre idrogeno in Tunisia o in Algeria si parte dall'acqua del mare. Quindi l'elemento ulteriore di complessità, ma anche di conflittualità sociale, no, che si aggiunge è proprio questo, cioè che se noi iniziamo a scegliere che si costruiranno impianti di desalinizzazione dedicati a produrre acqua ultrapura che poi viene usata per produrre energia che viene venduta ad altri paesi, perché in Tunisia, in Egitto, nel Nord Africa oggi l'energia viene prodotta bruciando carbone o olio combustibile, quindi siamo proprio a quello, cioè a prima del gas, perché chi ha il gas lo vende, perché oggi si vende bene il gas, e si produce idrogeno per venderlo. Quindi, questo è quindi se si arriva a questo punto qua, si arriva ad un punto dove addirittura l'utilizzo dell'acqua, cioè scegliere di desalinizzare per produrre idrogeno, significa che tu sacrifichi l'utilizzo dell'acqua, ad esempio per la produzione di cibo o per altri tipi di utilizzo, per utilizzo umano, eccetera. E lo destini in via prioritaria alla produzione di energia. Questa cosa qua è tremenda se si guarda in un futuro non troppo lontano. Questa cosa può succedere anche qui da noi, perché anche qui da noi stiamo vedendo che come dire, il periodo dell'abbondanza dell'acqua sta iniziando a finire, le persone iniziano a rendersi conto. Quindi scegliere di dare priorità alla produzione dell'idrogeno significa anche aggiungere questo livello di complessità al territorio locale. L'altro punto è quello che veniva un po' sollevato dall'osservazione rispetto a cosa dicono le aziende, no? Cosa dicono le controparti. Allora, la controparte pubblica va dal colluso all'incompetente, per essere proprio generosa, diciamo, nella mia valutazione. E la parte privata controllata dal pubblico sa che su quel pubblico potrà contare per sempre. Quindi non c'è questa preoccupazione, proprio perché mentre in altri contesti le società dell'oil and gas hanno dovuto fare i conti con il tema degli stranded asset, cioè del valore dei loro asset, che sono quelli che determinano il valore stesso dell'azienda, in un futuro in cui si dovrà uscire dal petrolio e dal gas. Quindi l'investimento che fai oggi si ripaga in 20 anni o in 30 anni. Se noi sappiamo che per legge nel 2040 si dovrà più che dimezzare l'utilizzo delle fossili, nel 2050 si deve arrivare a zero,
vuol dire che il tuo investimento di oggi deve essere ripagato interamente fino a quel momento, e questa cosa non è possibile quando si costruiscono gasdotti che costano 10 miliardi di euro o anche più, o anche per i rigassificatori. Però se quell'investimento viene ripagato dal pubblico, come succede in Italia, perché il business di Snam viaggia su quello che si chiama mercato regolato, cioè è un mercato dove lo Stato ripaga l'investimento futuro, lo Stato ripaga il risultato atteso dell'azienda con risorse pubbliche che, ripeto, non sono solamente i costi in bolletta legati al sistema di trasporto e distribuzione, ma sono anche altri costi che vengono dalle tasse che noi tutti paghiamo, lavorando, consumando, eccetera. E allora l'azienda non ha nessun tipo di preoccupazione. C'ha una preoccupazione lieve rispetto al tema della decarbonizzazione, su cui in Italia ad esempio non ha degli obblighi di legge stringenti, però il mercato glielo chiede, e allora lì entra la narrazione green delle aziende, perché ad esempio Snam si descrive come un'azienda che è assolutamente focalizzata sulla transizione, in cui il gas è un combustibile di transizione, in cui l'idrogeno è un combustibile di transizione che Snam si prepara a trasportare. Non dice ci sarà l'idrogeno di cui parliamo, dice io mi posso preparare a trasportarlo grazie comunque al sostegno pubblico e agli investimenti che il pubblico fa nelle infrastrutture. E quindi è un cane che si morde la coda. Da lì non viene nessun tipo di risposta. La risposta deve essere costruita, altrimenti è un punto importante, che è il motivo per cui noi facciamo questo tipo di lavoro sia di ricerca che di campagna, è proprio quello di denunciare tutti gli aspetti di incoerenza, ma anche di, come dire, di vantaggio ingiustificato per queste aziende che poi distribuiscono utili sul mercato. Quindi gli azionisti di Snam ci guadagnano, compreso lo Stato, ma chi non ci guadagna siamo noi, perché noi siamo in una situazione di dipendenza totale dall'infrastruttura che ci viene data dal paese in cui viviamo, e quindi chiaramente ci ritroviamo in una situazione dove, se siamo individui ricchi, possiamo fare tutti gli investimenti che vogliamo per adattare la nostra abitazione o la nostra vita a un mondo futuro in cui anche lì sembra che l'energia elettrica ci sarà sempre per tutti e avrà un costo accessibile, cosa che sembra veramente una chimera ad oggi, però è il mondo che ci viene raccontato. Se siamo individui poveri, diciamo, non ce la facciamo, la transizione per i ricchi e tutte le cose che abbiamo sentito, peraltro pompate bene dal nostro governo. Quindi il punto di svolta probabilmente è che dobbiamo essere noi anche a chiedere delle politiche diverse, ma anche a denunciare tutti gli abusi e tutte le, diciamo, queste manovre un po' fatte dietro le quinte da parte di queste grandi aziende che invece stanno creando, come dire, il quadro complessivo in cui questo tipo di decisioni vengono prese. Allora, mi tocca. Io continuerei un attimo questa risposta e poi rispondo all'altra. Nel senso che tecnicamente noi avevamo un canale che funzionava di comunicazione, ma col Covid ce l'hanno tolto, nel senso che in Italia per le normative Covid sono state chiuse le assemblee di azionisti. Noi facevamo azionariato critico sia di Snam scusate, che di Eni, che di Intesa San Paolo, che di Unicredit Generali. L'abbiamo fatto per anni. Con il Covid, siccome c'era rischio contagio, le assemblee di azionisti sono state chiuse, sono state fatte a porte chiuse senza permettere la partecipazione degli azionisti, soprattutto quelli di minoranza come noi, perché abbiamo 5 azioni. E poi sto Covid è continuato per le multinazionali del fossile, è continuato fino a oggi, è passata una legge, si chiama, comunque in conclusione, DL Capitali, decreto legge Capitali, e questa legge non prevede la presenza dei piccoli azionisti all'interno delle assemblee di azionisti.
ovvero dice alle aziende se vogliono possono farle a porte aperte, ma non c'è nessun obbligo a farle a porte aperte, il che ovviamente crea un unicum per l'Italia rispetto al resto delle aziende quotate negli altri paesi, cioè una roba che abbiamo solo noi, e questo ci ha tolto un canale di comunicazione. Noi comunque ogni anno facciamo le domande da azionisti e loro sono obbligati a risponderci per legge, però quello era un canale di dialogo ed è stato tolto. Rispetto a come vediamo il nucleare di quarta generazione. Allora, non lo vediamo, nel senso che ogni tot nel nostro settore ci sono delle bolle di speculazione, ci sono dei progetti, ci sono delle narrazioni che appiattiscono quello che succede domani e quello che succede fra 15 anni. Questo livellamento dei tempi e degli spazi alcune volte ci porta a dire adesso in 6 mesi facciamo una centrale di quarta generazione, stiamo a posto così, tascabile, senza rifiuti, non si brucia più, non si fonde più uranio, ma ci sono altri minerali. Però il nostro punto di vista spero che si sia capito in questa mattinata, il nostro punto di vista nell'analisi di quale deve essere l'energia del futuro è un punto di vista che si fonda sulla decentralizzazione della produzione energetica e l'abbattimento dell'estrattivismo con il colonialismo collegato. Cioè, secondo noi i principi sono la dispersione del potere. Poi tecnicamente quello che si confà a questa roba andrà avanti, secondo noi. Se noi continuiamo con un'agenda di andare a aprire una miniera a destra, una miniera a manca, e violare i diritti umani dicendo no ma guarda adesso ho le nuove centrali quindi me ne serve di meno, quindi violo i tuoi diritti umani per un po' di meno, però a me mi serve perché io devo per forza continuare la mia vita al mio livello di standard e ovunque tu sia non mi interessa niente di come porterai avanti la tua vita, perché a me interessa solo che io ho la doccia alle 6 del mattino per andare al lavoro fresco, che ho il cibo cucinato bene nei tempi e nei modi che voglio io non devo cambiare niente e tu devi adattarti. Questi sono i progetti, questa è la narrazione, ma queste sono le strategie. Quindi a me che nel 2035 magari il primo progetto pilota di nucleare di quarta generazione funzionerà con soldi pubblici, non mi interessa. Vorrei scegliere un'altra strada, anche perché hanno dei prezzi molto alti. Noi stiamo vivendo in Europa una crisi di cui nessuno parla, che è la crisi dell'obsolescenza delle centrali nucleari di seconda e terza generazione. È una crisi molto profonda in termini economici, tanto che lo Stato francese è stato costretto a rinazionalizzare EDF, che è l'Enel francese, perché EDF, che era diventata privata, gli ha detto i nostri investitori privati non si accollano di ristrutturare le centrali nucleari perché hanno un costo molto elevato e l'energia che si produce ha un costo molto elevato, e quindi riprenditela. E lo Stato francese ha dovuto spendere 80 miliardi di soldi pubblici per ripubblicizzare un'azienda che prima era privatizzata. Gli scenari purtroppo sono questi. Tutta la ricostruzione dell'Ucraina è tutta basata sulla ristrutturazione, un modo per trovare i soldi per ristrutturare le centrali nucleari che sono a scadenza, perché non hanno vita eterna e quella vita sta finendo in questi mesi. Bene, grazie mille a Elena Gerevizza e Filippo Taglieri. La discussione potrebbe continuare per altre ore, ma un applauso al collettivo Recommon. Mi permetto di chiedere a chi è interessato di mettere subito il like sui social di Recommon per poter seguire
quello che fanno, avete capito che si va molto in profondità e quindi vanno sostenuti anche con i social nelle loro battaglie. Grazie ad Elena Gerebizza e a Filippo Taglieri. Voi diamo come al solito l'omaggio dato a tutti i relatori del nostro festival, una borsa che contiene un paio di bottiglie di vino del nostro territorio, ma anche una borsa, la facciamo vedere anche a beneficio del pubblico, che viene realizzata con materiale riciclato. Adesso Filippo... Esatto, materiale riciclato, ma soprattutto da donne che hanno un passato di violenza, di difficoltà, qualcuno di loro è stato anche in carcere. Questa è una cooperativa sociale The Hub che fin dalla prima edizione è nostro partner a questo festival e quindi insomma è un piccolo omaggio anche di attenzione nei confronti di questa realtà. Grazie a voi.